Si è tenuta la terza disinfestazione H-bianca per quest'anno, probabilmente non l'ultima, nell'area delle case popolari, un intervento molto profondo contro le innumerevoli specie di infestanti che i residenti lamentano, a partire dai vermi che vivono sugli alberi e che trasportati dal vento giungono alle case, dove finiscono con ricoprire le mura esterne, impedendo ai residenti stessi di stendere la biancheria ma anche di aprire le finestre. L'erba alta diventa un ricettacolo anche per altri tipi di fauna non gradita, zecche in primis, ma anche zanzare e tigre che possono diventare vettori per malattie quali la West Nile e la Dengue. Il bollettino emesso dalla Regione Veneto riporta che fino ad ora sono stati registrati in Veneto 8 casi da West Nile neuroinvasiva, di cui 6 autoctoni, ma anche 22 casi di encefalite da zecca, 17 autoctoni, 6 di Toscana virus, 5 dei quali autoctoni, 55 di Dengue e 1 di Zika, questi ultimi tutti importati. La disinfestazione H-bianca è stata profonda, ma molte specie di cui i residenti lamentano la presenza sono esemplari di fauna di campagna. Per alcuni bisognerebbe però attenzionare il numero di individui, come nutrie e talpe, in quanto scavano i corridoi delle loro tane anche negli argini dei fiumi, rendendoli più deboli e danneggiando anche le coltivazioni. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.